TG, una buona giornata e una buona domenica a tutti voi che ci state seguendo. Avete visto, si è appena conclusa la messa solenne per l'insediamento ufficiale alla Basilica del Santo di padre Antonio Ramina, il nuovo rettore che ha preso il posto di padre Oliviero Svanera. Per noi da Padova c'è la nostra Valentina Visentini che ha seguito questo avvicendarsi, insomma, dei due padri rettori della Basilica del Santo. Valentina, tanta emozione, soprattutto tantissime persone presenti oggi a Padova che non hanno voluto mancare a questo appuntamento che, tra l'altro, voglio ricordarlo ancora una volta, abbiamo trasmesso in diretta su Rete Veneta. E infatti, Vanessa, come puoi vedere alle mie spalle, la fila adesso si è un po' accorciata, ma era davvero molto lunga e faceva un bel giro del sagrato. Tantissimi i fedeli, non solo padovani, anche dal Vicentino, che è la terra d'origine di padre Antonio Ramina, ma anche una forte presenza della comunità cingalese molto devota a Sant'Antonio. C'è chi porta un fiore giallo, bambini con i palloncini, insomma una giornata di festa che non nelle dimensioni, ma comunque ricorda quella del 13 di giugno. Per questo avvicendamento ufficiale, questo insediamento avvenuto durante la messa solenne delle 11, celebrata dal delegato pontificio Monsignor Fabio Dalcin. Una celebrazione iniziata con una processione e poi con le due parti più importanti che abbiamo trasmesso in diretta insieme a tutta la messa, ovvero l'omelia di Monsignor Dalcine, che ha invitato, prima ha ringraziato padre Antonio Ramina per aver accettato questo incarico di grande responsabilità e ha detto che dovrà svolgere 3 incarichi importanti durante il suo mandato: l'accoglienza, la preghiera e la misericordia, una vicinanza insomma ai tanti fedeli e tanti pellegrini che vengono qui in Basilica, che sono ritornati dopo il difficile periodo della pandemia. Anche se lo ricordiamo, la Basilica del Santo è sempre rimasta aperta, pur con gli ingressi contingentati, ma ha sempre offerto un momento di preghiera per i tanti fedeli che insomma si sono rivolti a Sant'Antonio in questo anno e mezzo difficilissimo della pandemia. E poi, dopo l'omelia di Monsignor Dalcin, le parole di padre Antonio Ramina, che con Sant'Antonio, tra le altre cose, condivide il nome, un omaggio a Sant'Antonio Abate. Ci ha raccontato prima di iniziare la celebrazione. Il primo messaggio ai fedeli è stato un messaggio di fiducia e ottimismo. Queste le 2 parole scelte da padre Antonio Ramina per questa sua presentazione ufficiale ai pellegrini e ai fedeli di Sant'Antonio, un incarico che vuole svolgere proprio vicino, a contatto con i tanti pellegrini che insomma sono qui e frequentano la Basilica. Una giornata di grande emozione, l'abbiamo visto visibilmente emozionato padre Antonio, che insomma ha accettato questo incarico direttamente da Papa Francesco, che lo ha nominato circa un mese fa, dopo il capitolo dei frati conventuali. Quindi una giornata di festa. E tra le altre cose c'è anche un aneddoto: oggi è il 10 ottobre, 30 anni fa, il 10 ottobre del 1991, alle 18:20 ci fu il furto della reliquia del mento del santo ad opera della banda Maniero, uno degli episodi che maggiormente scosse la Basilica, con un'irruzione anche piuttosto violenta della banda che rubò il mento. 20 anni più tardi fu proprio lo stesso Felice Maniero, in un'intervista esclusiva al Messaggero di Sant'Antonio, a confermare che era stato lui stesso ad ordinare il furto della reliquia. Lui avrebbe voluto la lingua, non il mento, ma alla fine si riuscì solo a trafugare il mento, che venne poi ritrovato a Roma nel dicembre del 1991 in circostanze misteriose e che poi è stato subito riportato qui in Basilica, nella Cappella delle Reliquie, insieme alla lingua, proprio tra quelle più venerate dai fedeli. Certo, tra l'altro tu hai parlato di fiducia e ottimismo, le 2 parole che ha utilizzato nel suo discorso così introduttivo padre Antonio Ramina, e le aveva già usate tra l'altro nell'intervista che vi ha rilasciato qualche giorno fa, nello specifico alla collega Chiara Gaiani: fiducia e ottimismo, ed era già palpabile la forte emozione di padre Ramina, che quasi in punta di piedi si è avvicinato a questo importantissimo incarico. Certo, un incarico che ha, come diciamo, ricevuto un mese fa direttamente da Papa Francesco, perché la nomina del rettore del Santo avviene proprio per nomina papale, quindi da una
da una rosa di nomi che emerge dal capitolo dei frati e poi viene scelta da Papa Francesco, quindi un'investitura ufficiale da Papa Francesco. Gli abbiamo chiesto se spera insomma, che Papa Francesco possa arrivare a Padova durante il suo mandato, ovviamente è un augurio che si fa, ma che deve essere, e se ci sarà questa visita dovrà essere concordata e organizzata non solo con il Santo Padre ma anche con tutte le autorità religiose di Padova, nella fattispecie il delegato pontificio e anche il vescovo Claudio Cipolla. Insomma, una speranza, visto che tra le altre cose poche settimane fa lo stesso Papa Francesco ha nominato venerabile un frate del Santo Padre Placido Cortese, è morto nel 1944 dopo a seguito delle torture della Gestapo. Padre Placido Cortese aiutò tantissimi ebrei a scappare durante la seconda guerra mondiale, venne attirato con una scusa fuori dalla basilica dalle SS e portato poi a Trieste dove venne ucciso. Qualche settimana fa Papa Francesco lo ha nominato venerabile ed è un passo fondamentale per la richiesta insomma a diventare poi beato. Beato si può diventare anche non solo per i miracoli ma se viene riscontrato il martirio, quindi è un iter piuttosto lungo che la Basilica del Santo sta seguendo ma che dopo questa nomina venerabile insomma lascia ben a sperare. E insomma abbiamo chiesto a padre Ramina se proprio appunto si aspetta questa visita di Papa Francesco e lui ovviamente ha detto io me lo auguro tantissimo. In realtà se lo augurano un po' tutti quanti i padovani e le padovane, insomma sarebbe una cosa non da poco poter accogliere Papa Francesco proprio nella città del Santo, insomma sarebbe una cosa davvero, davvero grande, ecco, per Padova, per tutte le persone, per tutti i fedeli soprattutto. Assolutamente sì, anche perché come ben sappiamo, abbiamo raccontato nelle nostre dirette del Santo, ricorre anche l'anniversario, l'anno scorso è ricorso proprio l'anniversario della svolta francescana di Sant'Antonio, che era un frate agostiniano, e poi appunto arrivando in Italia con tutti i suoi la sua peregrinazione ci fu l'incontro con San Francesco ad Assisi prima di arrivare poi a Padova, quindi sono anche anniversari importanti per chi insomma per i frati del Santo e per il loro cammino di fede. Tra l'altro, ecco, proprio dietro di te, Valentina, si continua a vedere un via vai di persone che stanno entrando nella Basilica del Santo, quindi sarà per l'intera giornata davvero un entrare, un approcciarsi proprio in questo, chiamiamolo seppur piccolo cammino, religioso, cammino di fede, ecco, per riuscire a entrare nella Basilica. Vedete, ci sono molti bambini ma tutti con mascherine, il gel, veramente una cosa molto ordinata e rispettosa anche delle norme anti-Covid che come sapete continuano a sussistere anche nei luoghi di culto. Bene, allora io ringrazio la nostra Valentina Visentini. Questa sera nei telegiornali ci sarà un'ampia pagina dedicata proprio a questa entrata ufficiale di padre Antonio Ramina come nuovo rettore della Basilica del Santo, con l'intervista ovviamente al diretto interessato. Grazie Valentina, buona continuazione e buon lavoro. Buon lavoro anche a lui, a padre Antonio. Buona giornata, arrivederci. Grazie Valentina. Noi andiamo avanti, purtroppo dobbiamo aprire un'ampia pagina di cronaca. Cominciamo da un mortale avvenuto nella notte. Un 23enne ha perso la vita attorno alle 5 di oggi lungo via Montegrappa, Caerano San Marco in direzione Asolo. Il giovane ha perso il controllo di una BMW che stava guidando nei pressi di una curva per poi andarsi a schiantare contro un muretto in cemento di un'abitazione a bordo strada. Secondo una prima ricostruzione che è stata rilevata dai carabinieri intervenuti sul posto, pare che la causa del sinistro sia da associare a un forte stato alcolemico alterato del ragazzo, rimasto poi incastrato tra le lamiere del suo mezzo. I vigili del fuoco di Montebelluna hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo ancora vivo del 23enne e affidarlo alle cure del suo 118, che però pochi minuti dopo, pochi istanti dopo, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Da segnalare che lo schianto sarebbe avvenuto a velocità molto alta, tanto che lo state vedendo, il blocco motore dell'auto si è completamente staccato, andando a finire a diversi metri di distanza in un fossato. Quindi insomma
Una tragedia, ancora sangue sulle strade e ancora sangue. Ha perso la vita anche nel tardo pomeriggio di ieri un'altra persona nel veneziano a Caorle. Terribile schianto frontale fra due automezzi questo pomeriggio a Duna Verde di fronte al camping San Francesco. Nell'incidente è morto un automobilista di 43 anni della provincia di Venezia. L'uomo stava percorrendo viale Selva Rosada a Caorle al volante della sua automobile. Lo scontro con un furgone che proveniva nella direzione opposta si è rivelato fatale. Erano quasi le 15:30. I pompieri arrivati da San Donà e da Caorle con i volontari hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l'automobilista. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Feriti in maniera lieve i 3 stranieri a bordo del furgone, prontamente assistiti dai sanitari del SUEM. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Nelle prossime ore dovranno stabilire le cause che hanno portato allo scontro fra i due mezzi. I pesanti disagi alle linee sia elettrica che telefonica. Questa volta siamo ad Altivole dopo che nella notte un'auto è uscita improvvisamente di strada in via Botte abbattendo un traliccio dell'alta tensione, causando un blackout generalizzato anche nell'illuminazione pubblica. Fortunatamente, nonostante lo schianto, non si registrano feriti. I disagi causati dall'incidente invece sono al momento incalcolabili. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Montebelluna, i tecnici del comune di Altivole, che sono in diretto contatto con la sindaca Chiara Busnardo. Soprattutto il lavoro è quello di mettere in sicurezza l'area e cercare di risolvere quanto prima il problema per far riprendere anche la viabilità lungo l'area della rotatoria sull'SP 667. Ci fermiamo per qualche minuto, c'è una breve pausa, ci troviamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta. Ha toccato inevitabilmente anche il nostro Veneto quanto accaduto ieri pomeriggio a Roma con questo attacco alla sede della CGIL romana durante la manifestazione No Green Pass. Scene di guerriglia urbana sono state definite così, fino ad oggi mai accadute durante le proteste, in questo caso contro l'obbligo del lasciapassare verde in diverse sedi. Qua siamo a Bassano del Grappa, dove per tutta la giornata di oggi appunto le sedi sono rimaste aperte, ma si sono svolte manifestazioni per protestare, per dimostrare resistenza e per attaccare duramente quanto accaduto ieri a Roma. Si diceva lanci di petardi, un agente è rimasto ferito, 12 al momento le persone che sono state arrestate in questi scontri nel corso della manifestazione No Green Pass in pieno centro a Roma. Tra loro ci sono anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente responsabile di Forza Nuova e capo romano del movimento di estrema destra. Avete visto la scritta Resistenza che cappeggia davanti proprio alla sede della CGIL di Bassano del Grappa. In tanti questa mattina erano presenti per appunto far sentire la loro voce, il loro sdegno dopo quanto accaduto a Roma, e abbiamo sentito, le persone non nascondono, seppur appunto manifestando questa forte voglia di resistere, di andare avanti, non nascondono una certa preoccupazione per quanto accaduto a Roma e il timore che possa poi arrivare anche, queste frange possano arrivare anche nelle città più piccole come può essere Bassano del Grappa, e anche a Padova. Manifestazione, tantissime persone presenti, si sono aggiunti anche nel corso della mattinata gli interventi del sindaco di Padova Sergio Giordani, ma anche di Alessandro Zan, insomma tantissime persone che hanno voluto portare la loro voce di supporto, e ci sono anche tutte le sigle sindacali che in maniera unitaria hanno dato pieno appoggio alla CGIL. Tra l'altro sabato prossimo
prossimo, il 16 ottobre, le sigle sindacali unite e sono stati invitati un po' tutti i partiti di qualsiasi colore in piazza a Roma per manifestare contro quanto accaduto appunto ieri pomeriggio. Insomma, si cerca davvero di dare un forte messaggio, un duro attacco a quanto accaduto, quanto avvenuto a Roma. Lo stesso segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini ha parlato di una ferita democratica, un'offesa alla Costituzione, un atto che ha violentato, ha detto Landini, il mondo del lavoro e i suoi diritti. Ha parlato di un disegno preordinato di gruppi organizzati che hanno messo in campo un'azione squadrista e fascista. Landini ha precisato, tra l'altro anche durante le sue dichiarazioni di questa mattina, se qualcuno ha pensato di intimidirci, ha detto, di metterci paura, di farci stare zitti, deve sapere che la CGIL, il movimento dei lavoratori, sono proprio quelli che hanno sconfitto il fascismo in questo paese, hanno riconquistato la democrazia, non ci intimidiscono, non ci fanno paura, ha dichiarato il segretario nazionale CGIL Maurizio Landini. E a proposito di Green Pass obbligatorio soprattutto per i lavoratori dal prossimo 15 ottobre, una discussione che sta continuando anche nella nostra regione. Vediamo. Allungare i tempi di validità del tampone per il rilascio del Green Pass, passando dalle 48 alle 72 ore per il test rapido, e dare alle imprese la possibilità di organizzarsi anche autonomamente per l'esecuzione dei test, oltre al supporto delle farmacie. Sono le richieste delle regioni in vista del 15 ottobre e del possibile caos nelle aziende quando sarà obbligatoria la certificazione verde per accedere al luogo di lavoro. Il presidente del Veneto Zaia si è spinto anche oltre, chiedendo la possibilità di utilizzare nelle aziende, con la sorveglianza delle imprese stesse, il test nasale fai da te. Impossibile, ha detto il governatore, garantire il tampone ogni 48 ore a tutti i non vaccinati. E il dibattito si infiamma. I sindacati, favorevoli in primis all'obbligo vaccinale, lamentano il ritardo nell'affrontare la questione. Molti interrogativi sull'organizzazione pratica nei posti di lavoro del Green Pass ancora non sono sciolti e questo è un problema. Ci preoccupa ancora di più il fatto che non ci sono sufficienti tamponi a disposizione. Serve provvedere immediatamente da parte del governo, da parte della regione, per mettere tutti nelle condizioni di poter lavorare e di rispettare la legge. I lavoratori potenzialmente interessati non sono pochi. In Veneto si ipotizza un range tra le 2 e le 300.000 persone. Io sono per il vaccino obbligatorio, ma mi dicono che ancora non è possibile, non so che, però se il vaccino non può essere reso obbligatorio, però almeno metti nelle condizioni che la sanità pubblica tenga monitorato chi non ha fatto il vaccino e quindi metta in campo, come è stato messo in campo una task force per fare i vaccini, quella per fare i tamponi, perché non si può affidare solo alle farmacie. C'era tempo un mese proprio per preparare, appunto, per prepararci per il 15 in modo tale da non incorrere a questi problemi, perché, ripeto prima, ci saranno dei grossi problemi se si blocca la produzione, se si rallenta la produzione. E intanto è indetto uno sciopero generale per domani, lunedì 11 ottobre, proprio contro l'obbligo del Green Pass nel mondo del lavoro. Abbiamo chiesto alla gente cosa ne pensa. Settimana cruciale la prossima tra lo sciopero generale di lunedì e il 15 ottobre, l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro. Due temi legati a doppio filo, visto che il primo è indetto proprio per protestare contro l'obbligo del certificato verde. In una città di Vicenza che sta tornando alla normalità con iniziative, locali pieni di gente e le mascherine sempre più in tasca e meno a coprire naso e bocca, abbiamo cercato di capire la posizione dei vicentini in merito e se il diritto di sciopero rimane intoccabile, sulle motivazioni la posizione cambia. Non è il caso, il Green Pass ha un senso in questo momento e è servito a poter ripartire, a poter tenere aperto, a evitare un'ondata ampia, e invece è stata un'ondata piccola, quindi credo che non serva. Il Green Pass ci deve essere. E quindi anche scioperare non ha senso, dice? No, il diritto di sciopero vale per tutti, per qualsiasi cosa secondo me, però ce lo devi avere, altrimenti non vai più da nessuna parte. Tutelare se stessi e gli altri in questo momento
è più importante che accanirsi su un ideale, e quindi considerando anche i numeri e come stanno procedendo le cose, l'unico modo per tenere un'Italia che lavora unita, tenere aperte le botteghe, i negozi, i ristoranti, è fare così. E quindi mi sembra un accanimento più che uno sciopero, una protesta. Se c'è un diritto è giusto che questo diritto vada preso in considerazione. Io personalmente sono munito di Green Pass, sono d'accordo con il vaccino, però è sempre una cosa appunto personale secondo me. È legittimo scioperare, io ho una posizione assolutamente diversa, sono a favore del Green Pass, dal mio punto di vista andrebbe bene anche obbligatorio. Legittimo scioperare se uno ritiene che non sia d'accordo, fino a quando lo si fa in maniera civile, rispettando tutte le norme in termini di sicurezza e tutto. Sciopero generale, a proposito di sciopero generale indetto a livello nazionale, potrà portare pesanti disagi anche per quanto riguarda il trasporto pubblico. Vediamo. Venezia si prepara a vivere un lunedì nero e difficile sul fronte dei trasporti e per molti servizi essenziali offerti ai cittadini, dalla raccolta dei rifiuti al mondo accademico delle università fino alla sanità. Lo sciopero di 24 ore, programmato a livello nazionale dai sindacati di base del settore pubblico e privato contro le decisioni del governo, rischia di bloccare in modo importante la città dalla mezzanotte di domani domenica fino alla stessa ora di lunedì 11 ottobre. Il comparto più attenzionato resta quello del trasporto pubblico locale di linea ACTV. Scioperiamo contro le politiche di questo governo. Denunciamo gli aumenti delle bollette, la crescita del precariato, le privatizzazioni, le delocalizzazioni e chiediamo un salario medio garantito per tutti e maggiori investimenti su scuola e sanità. Il trasporto pubblico poi sarà un tema centrale perché sarà la fine del corteo che inizierà da Piazza Barche e finirà a Forte Marghera, dove parleremo della situazione che sta vivendo il trasporto pubblico cittadino a causa di quel ridimensionamento che è già in atto. Durante lo sciopero saranno comunque garantiti sul fronte dei trasporti a norma di legge i servizi minimi nelle fasce orarie garantite e i collegamenti con le isole, ma il sindacalista Alberto Cancian parla chiaro. Da quando è scoppiata la pandemia, ai lavoratori e alle lavoratrici del gruppo AVM di ACTV sono stati chiesti dei sacrifici che puntualmente sono stati fatti. L'appello va dritto alle istituzioni di ogni livello. E si muovano le istituzioni cittadine, regionali, nazionali, per non far ridimensionare un servizio che è essenziale, che deve restare per sempre pubblico, che è un diritto alla mobilità, offre il diritto alla mobilità ai cittadini. Ci fermiamo per qualche istante, a tra pochissimo. A Vittorio Veneto è stato presentato un libro sulla vita di Francesca Meneghin, staffetta partigiana, sindacalista, cofondatrice della CISL di Treviso, 94 anni e ancora tanta voglia di difendere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. La pandemia ha peggiorato la condizione delle donne lavoratrici. Parola di Francesca Meneghin, bambina operaia, staffetta partigiana, sindacalista, fondatrice della CISL di Treviso. A lei è dedicato il libro La ragazza della bandiera, curato dal professor Mauro Pitteri e presentato al seminario di Vittorio Veneto. 94 anni, compiuti il 1° agosto. Oggi come allora la stessa energia nel difendere la parità salariale e i diritti delle donne e delle madri. Direi che alcune battaglie finito il virus, ritorneranno ad essere quelle di ieri. Io sarei per il part-time, ma alla moda francese, cioè ho metà ore di stipendio. Io Stato aggiungo una quota di assegni familiari e allora la donna può pensare sia alla famiglia che alla fabbrica. Bisogna pensare che un figlio non si mantiene con 50 euro,
Ecco, ma neanche se va sino alle terze medie. Lotte sindacali che l'hanno avvicinata a un'altra donna di grande personalità, la castellana Tina Anselmi. Per l'Anselmi devo dire che mi ha ascoltato. Tante cose, per esempio, io non le sapevo, delle sue tragedie familiari, e mi ha veramente commosso. E adesso capisco perché sia una donna così forte, così ben voluta da tutti, anche a distanza di tanti anni. È importante ricordare, per non dimenticarsi bisogna ricordare e andare avanti. Chi credeva fortemente alla conservazione della memoria era Maurizio Cecchetto, sindacalista CISL scomparso lo scorso anno. Non a caso il libro è dedicato a lui. Per l'attuale segretario, la storia di Francesca deve essere di ispirazione per chi oggi difende i lavoratori. Leggere il suo libro si scopre quanto siano d'attualità le vicende che lei ha vissuto, le battaglie che ha condotto e i diritti che ha ottenuto. Sono ancora oggi d'attualità perché i diritti non sono per sempre, bisogna lottare e combattere continuamente, costantemente per difenderli. L'Associazione Nazionale Spettacoli Viaggianti campione di generosità, perché dopo le difficoltà, dopo la crisi, dopo tutte le restrizioni che ci sono state causa pandemia, la difficoltà appunto di tornare a lavorare, sono ripartiti e hanno pensato subito di devolvere quanto già sono riusciti a guadagnare in questo periodo in beneficenza. Tutti i settori sono stati colpiti a causa della pandemia, ma lo spettacolo viaggiante è quello in assoluto che ha più sofferto. Nonostante le grandi difficoltà perdurate nei 19 mesi di blocco, appena ripresa l'attività, la categoria ha deciso di donare parte dei ricavi a chi ne ha più bisogno. Il sindaco di Milano, Maria Rosa Pavanello, ha consegnato 3 assegni a delle associazioni benefiche del territorio donati dall'Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti. Questa iniziativa è partita spontaneamente da noi esercenti perché ci sembrava giusto contribuire in qualche maniera, contraccambiando sul territorio, dando un qualcosa a chi veramente ha più bisogno. Una generosità che dimostra quanto la categoria spettacoli viaggianti voglia sentirsi parte integrante della società facendo del bene agli altri. E nel momento in cui vengono messi nelle condizioni di lavorare, la prima cosa che pensano è fare del bene agli altri, quindi questo gli fa onore e credo che questa sia una dimostrazione di grande civiltà da parte di tutti. La categoria ha inoltre donato alla fiera di San Donà di Piave più di 2.000 biglietti alle famiglie bisognose e agli operatori sociosanitari che tanto si sono prodigati durante la pandemia. E a proposito di spettacoli viaggianti itineranti, appunto andiamo a Bassano del Grappa perché in occasione della fiera d'autunno sono ripartite anche tutte le giostre e davvero tirano un sospiro di sollievo i lavoratori. È andata bene perché il tempo è bellissimo e di solito sabato mattina alla fiera c'è sempre qualcosa. Tante famiglie che sono venute con i loro bambini? Sì, è giostra dei bambini, il parco è per i bambini, i grandi vengono pomeriggio, la sera. Ripartite le giostre a Bassano in concomitanza con la fiera d'autunno, una partenza tanto voluta e cercata specialmente da chi vive stagionalmente e grazie alla presenza dei piccoli ospiti e delle loro famiglie. Abbiamo fatto l'anno scorso fermi 9 mesi, stanno cominciato un po' prima e speriamo fino novembre, fino a San Martino. Le giostre dureranno fino al 24 ottobre, la sicurezza rimane l'obiettivo principale per poter operare in totale tranquillità. Sempre tutti mantenendo le distanze, giusto, speriamo di far bene, abbiamo anche tutta la sicurezza, speriamo che in questi giorni vada bene, che venga un po' di gente, dai, perché il tempo rega. Anche se la partenza è stata un po' lenta, i più piccoli rimangono i protagonisti assoluti. I bambini si divertono un mondo dopo tanto tempo che non potevano vedere luci, movimento. E questo era anche il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati e state in nostra compagnia. Ricordo gli appuntamenti con l'informazione 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza e intanto a tutti voi una buona giornata, arrivederci.